Togliete gli schermi e aprite le scuole. La protesta che ha riunito in piazza Cittadella centinaia di famiglie a dire no alla didattica a distanza, con tanto di fischietti, cori e striscioni. I genitori hanno ribadito la necessità della riapertura. La manifestazione si è svolta sia davanti al Duomo con un sit-in in cui ha partecipato anche il primo cittadino Luca Piero Bon a dare il suo sostegno, sia davanti alla scuola dell'infanzia di Caonorai. Il tutto al grido di mamme, papà, zaini, cartelli, campanelli e colori. Però siamo qui per far sentire la voce dei nostri bambini e dei ragazzi che si sono visti da un anno a questa parte privare di uno dei diritti fondamentali che è l'istruzione. Noi diciamo no all'ennesima chiusura delle scuole, diciamo no alla DAD, perché la scuola è un luogo di crescita, di incontro, di confronto e la DAD non è scuola e non possiamo continuare a non vedere, a non considerare i disagi dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. La soluzione è tornare in presenza, la soluzione è fare in modo che i bambini non debbano essere affidati ai nonni, perché c'è un tessuto economico che va avanti col lavoro dei genitori.